La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo a carico di ignoti sull'incidente che ha coinvolto una nave da crociera nel canale della Giudecca. In Procura si sta inoltre valutando se procedere per il reato di inosservanza delle norme sulla sicurezza previsto dal codice di navigazione. La nave non è stata posta sotto sequestro, lo sono invece i sistemi di movimento, motorini, timone e soprattutto la scatola nera dal cui esame potrebbe stabilirsi la causa dell'incidente. Il giorno dopo un disastro solamente sfiorato, a San Basilio è rimasto il battello Gran Turismo che porta ben visibili i segni dello scontro con un colosso da 65.000 tonnellate di stazza. Alle mie spalle la banchina del terminal di San Basilio, ancora duramente provata nonostante si tratti di una banchina molto resistente in cemento armato dallo scontro che c'è stato. Io vorrei farvi capire più o meno dove ci troviamo in questo momento a Venezia. Quello che vedete è il canale della Giudecca. È un lungo canale che poi finisce, tra l'altro adesso durante le inquadrature vedete anche la chiesa del Redentore di Palladio del 1500 che finisce con il bacino di San Marco e sulla sinistra del vostro teleschermo ci sono le case della fondamenta di San Basilio e delle Zattere, per cui siamo proprio nel cuore di Venezia. Nei prossimi giorni verrà disposta la consulenza tecnica e se vi saranno atti ripetibili vi saranno iscrizioni di indagati. Il procuratore di Venezia Bruno Cherchi ha anche chiarito che si potrà procedere con un eventuale fascicolo per lesioni riportate dai passeggeri del battello colpito dalla nave solo su querela di parte. Delle 4 turiste ferite, 2 sono ancora ricoverate all'ospedale civile, una 66enne australiana con un trauma toracico dorsale ed una 71enne neozelandese con un trauma alla spalla che dovrà essere operato. Nessuna ha sporto denuncia. Un esposto in procura per accertare le responsabilità di quanto accaduto è stato invece annunciato dal vicepresidente della Camera Fabio Rampelli.